per la prima volta siamo riusciti a chiudere un aneurisma gigante di circa 8 cm dell'arteria splenica, cioè diretta alla milza, ma senza rimuovere la milza, cosa che sarebbe stata inevitabile se si fossero applicate le metodiche standard, sia chirurgiche che quelle probabilmente anche di radiologia interventistica classica, che non avrebbero evitato appunto una riduzione dell'apporto di sangue alla milza e quindi la successiva necessità di asportarla. Un risultato storico quello ottenuto dai medici della radiologia interventistica dell'azienda ospedale Università di Padova, un intervento che ha coinvolto una donna di 60 anni che fino a qualche anno fa non sarebbe stato possibile e che avrebbe portato alla rimozione della milza. La paziente invece in questo caso è stata dimessa solo 2 giorni dopo l'intervento. Ha avuto un follow-up, si dice, regolare, nel senso che dopo 2 giorni è stata dimessa in totale assenza di sintomi e a distanza di 6 mesi dalla procedura ha eseguito un attacco con mezzo di contrasto e un'ecografia con mezzo di contrasto che hanno confermato la completa occlusione dell'aneurisma e la preservazione della milza. Una procedura che apre nuovi sbocchi per il futuro. L'approccio che abbiamo ideato e realizzato per la prima volta al mondo di pungere la milza è sicuramente un approccio gravato da una certa rischiosità, ma il fatto di riuscire ad eseguirlo ovviamente in mani esperte e con una buona esperienza tecnica consentono di aprire la possibilità all'esecuzione dello stesso approccio anche in altre patologie sempre della milza che non sono invece raggiungibili per via standard o chirurgica o appunto radiologica interventistica.